3 step per un importo complessivo di 23 milioni di euro è il progetto che riguarda la realizzazione della banchina crocieristica all'interno dell'area portuale di Porto Empedocle. Un intervento che prevede il completamento delle strutture portuali di Ponente dell'Avamporto e d'Arsena, da destinarsi alla nautica minore e alle navi da crociera. Un'importante opera infrastrutturale illustrata stamane dal sindaco di Porto Empedocle, Calogero Firetto. Si tratta di un intervento finanziariamente importantissimo, perché è dell'ordine dei 23 milioni di euro, di cui i primi 5 milioni di euro sono già stati appaltati e riguardano la nautica minore. Gli altri 8 milioni sono disponibili perché appartengono all'ambito delle misure compensative spuntate con Enel e quindi sono anche quelli disponibili, per cui 13 milioni di euro oggi sono già nelle casse virgolettato comunale, non sono mai arrivati nelle casse comunali ma sono in appalto, sono nella nostra disponibilità. L'altra porzione fa parte dell'accordo di programma che vede coinvolto il Ministero delle Infrastrutture, anche qui la sensibilità del ministro competente va sottolineata, e anche della Regione Siciliana nell'ambito delle programmazioni dei fondi comunitari. Quindi un'operazione che avrà un orizzonte temporale lungo in termini di programmazione, trattandosi di lavori portuali di un certo tenore, che si realizzano in 3 step: la parte della nautica minore, la parte dello sporgente di Ponente che consentirà l'attracco delle navi da crociera, quelle di grossissime dimensioni, con il relativo approfondimento dei fondali e sistemazione anche delle fondamenta di banchina. Le bit e quant'altro è previsto nel banchinamento crocieristico medesimo, e nella parte finale anche l'intervento di protezione di tutta l'area portuale. Cioè si realizza una modifica sostanziale di uno scalo marittimo quale quello empedoclino, che è evidente non è a uso e consumo di una città come quella di Porto Empedocle, ma è a servizio di un'area vasta, che vede certamente come sua prospettiva l'incremento dei flussi turistici nella Valle dei Templi. Sicuramente è un intervento che va ad ampliare le capacità funzionali di questo porto e si è pensato anche a migliorare quello che è il regime idraulico in termini di correnti e di fondali, perché si deve permettere anche il mantenimento di quelle condizioni che permettono l'accesso di navi di una certa stazza. Chiaro che il progetto definitivo già prevede questi elementi, ma sono delle valutazioni tecniche che verranno poi approfondite durante l'iter approvativo.